Non ho mica presentato a Baldovini perché è stata presentata a Berello, ha già detto solo che le sentite il web perché è una persona interessantissima, in un senso che ha fatto un percorso che l'ha portato dai studi di diritto a Sina e scienze dell'educazione, così, né? Non mi sbaglio mica. Scienze Ha dell'educazione giocato 2 anni di diritti e dopo e scienze poi dell'educazione. e dopo oggi è professore di scuole e non gli parlate mica, un principio di mica parlare di pedagogia con ella, con lui, così no non ne finisce più. È un appassionato di pedagogia. E poi di letteratura, no, e poi di lingua corsa. E allora oggi, quando lo parlerà oggi di letteratura corsa, ci vuole di letteratura di creazione. In lingua corsa e più in là, ci vorrà tenere conto di a pluralità, diremo, di suoi interessi, di sua formazione e di suo percorso. Dimo in chi ha scritto già 3 libri, quanto so? Tre. Ha già scritto, ne parlerà già appena, c'è una griglia, ha già scritto 2 romanzi in francese e poi dopo un pugno di scritti, di novelle, di poemi in francese in corso di no. Un bello pugno, una mossa interessante. Una cinquantina di pagine, forse, qualcosa così, di Vabbè, poemi. allora hai la parola, ti stiamo assente, il tempo che tu vuoi, qui di regola facciamo 3 quarti d'ora, poco presto, e Vabbè, dopo una discussione. ok. Grazie. Ecco, allora, cercherò di essere appena corto. Allora, prima volevo ringraziare al Centro Culturale e a Giacomo Thier di aver invitato. Allora, abbiamo parlato una nuova poco presto di sta stonda e abbiamo scelto un soggetto insieme e dopo lunga riflessione un soggetto è appena cambiato, non da certi punti erano omessi e altri punti erano sviluppati di più. Allora, non parlerà di mica di gioco di fatto come scrittore lungo esposto perché cercherà di essere piuttosto oggettivo, non da soggetto di creazione letteraria e di piazza di un scrittore e di l'uomo che scrive lungo questo processo. Allora, prima al centro di questa riflessione c'era l'idea che la sia vissuto o no, che la sia fatto, che la sia prevista o fatto distinto, un'azione, tutta l'azione dell'uomo o anche degli animali avranno un scopo. Allora, ce ne può essere parecchi, può essere palisato, può essere piattato, anche mascherato, ma può essere vantaggioso o no, ma fatta viene, scopo ce ne sarà uno. E vale per tutti i lati, tutte l'azione, e tanto per lati di creazione di no. Parleremo oggi dati di creazione perché la scrittura è uno degli amboni di uvrascume di espressione artistica e di creazione, tanto io parlerò piuttosto di scrittura perché permette appena di non confondersi mica troppo in un soggetto e di costringere appena di più, ma in generale ciò che voglio dire mi si pare vale per tutti i modi di espressione artistici o anche mica artistici. Ehm, ciò che cerca di fare in un primo luogo è di spiegare perché, come e perché un uomo ha da voler mettere il giambastro di sua mente e trasformarlo
concepirlo di modo più sodo per farne un oggetto materiale. E questo è, secondo me, ciò che si passa quando noi parliamo di creazione. C'è l'uso della nostra mente e chi fa diventa un oggetto di inchiostro stampato, o anche se non è per la scrittura, per esempio, può essere zuccato o tinto, ma è sempre qualcosa che da mente diventa un oggetto materiale. E soggetto dopo inciamperà contro ciò che lo scontrerà in un mondo terraneo, essendo una società, e ci sarà una reazione a stazione prima, e una reazione che un po' mica è ammaestrata dal creatore, dall'artista, che quando lo scrive, quando lo crea, è maestro di tutto, decide a forma, o vando e i segni che lo troverà, che lo vuole mettere in una sua creazione, e quando è riuscita la creazione e sparte con il pubblico, perde sa maestria e tanto un potere quantunque che dirà assai potente. Allora, c'è un scrittore che mi interessa assai da poi una stonda, si chiama Henry Miller, è un scrittore americano, e che ha scritto una prima pagina di suo primo libro, I troppi di Ugankaro, negli anni 20. Una nuova pensava che era un artista, ora non ci penso più, ne so uno. Allora, nella letteratura di Miller in generale c'è assai ironia, e la parola artista qui pare più legata a un modo di campare che a un atto. Ciò che lo pare di è che ha fatto una scelta, quello di praticare i suoi bisogni, di campare come la gli pare, e l'atto di scrittura di un atto secondario che dia una conseguenza di questa scelta artistica. E lo campava come un ondacciano in un Parigi degli anni 20, e cercava, ciò che lo palesa in sua scrittura, cercava in vita ogni briciolo di sensazione e di emozione che lo podia trovarci. E c'è accanto a Miller un altro scrittore assai interessante, Roland Barthes, qui diceva un écrivain è celui qui s'assume comme artiste. E ritroviamo qui sa primura di l'artista non lo scrittore. La scrittura è solo un mezzo, e prima di un scrittore c'è l'artista. E c'è di no, secondo me, prima di l'artista c'è sempre un uomo o una donna che vuole esprimersi. Allora può pare un luogo comune di rammentare a fare così, ma mi si pare di noi in un centro di questa riflessione che porta i fondamenti di qualcosa di primoroso quando noi parliamo di pensamento, come per esempio facciano i musicanti che ripigliano sempre il gamma, e sto fatto che è spesso scordato, mi si pare, quando noi parliamo di riflessione intellettuale e di pensamento, di sempre ripigliare le basi e i movimenti e regole più semplici di qualcosa di primoroso, perché un maestro non è mica quello che sa fare le cose più complesse, è quello che sa fare a perfezione le cose più semplici. Tanto di rammentare che la condizione umana sopravvede la condizione artistica, e che quella artistica sopravvede la condizione di scrittore, mi pare primoroso. E potremmo domandare per avanzare in un soggetto qual è lo scrittore odinco, ma tanto ci vorrei domandarsi a piazza di l'artista e di l'uomo nella nostra società. E la domanda dell'identità è di qualcosa di primoroso nel tema dell'arte e della scrittura, e ciò che possiamo domandarci è perché rumiamo la nostra mente, perché cerchiamo di capire ciò che si passa
in grenta noi e che ricerchiamo e qual è lo scopo, tanto lo scopo che traduce stazione che è voluto trovare scrivendo o creando. Allora c'è qualcosa di assai interessante non ta balò. Allora il balò è al principio un gioco semplice che piace ai zitelli e perché un zitello ad aiutare balò? Ad aiutare balò perché vuole sparte con gli amici in un primo tempo e in un secondo tempo perché risponde a un bisogno naturale di sfogarsi e di veramente gappiarsi e di diventare più forte, tanto per farsi piacere e per diventare più forte. Ma di qualcosa che è scordata assai perché c'è in giro al mondo di ballo e di sport in generale un ambito socio-economico che fa che la gente si scorda di un primo scopo naturale e di giraggio semplice, pensando a ciò che può accadere se un giorno finimo un tercano di ballo e tutti i milioni cascheranno tanto. E in scrittura è lo stesso, prima c'è un bisogno naturale di creare, di esprimersi, da maestrare il linguaggio, no? Perché la scrittura è una maestria di un linguaggio, e poi c'è tutto un ambito socio-economico che non ritroviamo in edizione, per esempio, e in un commercio, e in una pubblicità che lo doveva un scrittore per essere conosciuto e per essere venduto, quando in verità ciò che lo va al principio, quando è solo in una sua camera, è qualcosa di bello più semplice e bello più differente. Alors, Barthes dit, écrire, si tu es quelque chose, si tu es le désir d'écrire cette chose-là. Tanto seria in questo senso un bisogno di mettere vino a qualcosa e di saziare un bisogno. E, penso che è primoroso di urtare i fondamenti, come l'ha detta, per un artista, per un creatore e non scordarsi mai di ciò che l'ha borsuto va, con o perché di sua andatura all'inizio, di o perché ha borsuto scrivere o ha borsuto creare qualcosa, senza pensare a risposta che ha da giungere da società. Tanto per fare un riassunto di ciò che ho vissuto di, potremmo dire all'inizio creiamo perché fare pro e fare piacere punto e basta, e c'è un scrittore che lo dice di un modo anche più semplice e più bello secondo me, è Fernando Pessoa, donc un scrittore portoghese che dice in un libro di intranquillità: produciamo quell'opera per distrarci, punto e basta. Allora, che la sia per scelta o per bisogno, l'uomo ha da scrivere e ha da fare letteratura, e ciò che lo scrive mette a palese la sua identità, la sua storia, le sue radici, la sua essenza, come lo dice Renato Gotti, intorno all'essenza. Lo scrittore una maestria, un po' mica maestra a risposta che viene dalla società. Per parecchie ragioni, allora c'era Diago Mutier, giusto appunto, che in papier d'identità di Gia parlava di l'identità e di Gia, dire ce qu'on est et qui on est peut paraître évident, et pourtant è difficile perché può fare il pubblico può fare contrassensi per colpa di uno scrittore o per falta di conoscenza, e tanto può essere un intoppo allo sviluppo di uno scrittore e anche un pericolo di un certo modo. Non parlato di scrittura, Barthes dice: l'écriture aujourd'hui est une dépense inconditionnelle, une dépense pour rien.
C'est une sorte d'activité perverse qui, en un sens, ne sert à rien, ne peut pas être comptabilisée. Sans doute, elle fait partie d'un échange social. Cela relève d'une certaine économie. Mais il y a toujours quelque chose en plus qui excède cette rentabilité. C'est le pour rien, c'est une jouissance pour rien. J'accorde une puissance énorme à l'acte d'écrire. On écrit au fond parce que l'on aime cela et que cela fait plaisir. C'est donc un motif de jouissance qui fait écrire, ce qui ne veut pas dire qu'on n'y rencontre pas d'autres motivations. Allora, non stavo scrivere per nulla di qualcosa di assai difficile da assumere, perché è vero che al principio, all'inizio, cercavo di scrivere per farsi piacere, perché facevo pro, e poi alla fine abbiamo usato la nostra reazione e di dire la dia piatà o anche la dia distrugge, perché l'atto è compie e un ha di più non ci trovo più interesse di qualcosa da assai difficile per l'ego di un creatore, di un scrittore. E tanto e poi non possiamo mica accettare in tutto la riflessione di Roland Barthes perché dice scrive per nulla, ma fatta fine non si scrive mica per nulla perché è sciutto qualcosa di nostra mente, un oggetto materiale, un manoscritto che esiste, oggi mettiamo una chiave USB, ma di stesso c'è un oggetto fisico che esiste e ci tocca a domandarsi che ma va di sto libro, di sto romanzo, di st'opera che abbiamo costruita. E parleremo di lì tra il lettore e lo scrittore più in là, ma qui ciò che ci interessa è questa nozione di scelta non un rapporto di ciò che ma va di l'opera. E c'è parecchie scelte in un progetto di scrittura e per esempio c'è una scelta che abbiamo noi in Corsica e quella scelta di lingua. Possiamo scegliere di scrivere in francese, di è qualcosa che pare più semplice alle volte, o di scrivere in francese e scrivendo in corso facciamo questa scelta e mi manda un messaggio particolare che può forse dal pubblico essere capito e un messaggio che ribomberà più forte che il vento stesso dell'opera. Oggi forse è appena cambiato, ma pochi anni fa ho fatto di scrivere in corso era visto come una scelta militante, non era mica considerato da gente che ci conosce poco o manco come solo una voglia di sfruttare questa lingua e di esprimersi con un mezzo linguaggio differente da quello francese. E sul messaggio questa capiscitura che lo poi il pubblico si fa già spesso di noi all'insaputa di un scrittore, perché non sapete mica di ciò che la gente penserà di ciò che l'ha fatto. Barthes ha fatto un libro, Le degré zéro de l'écriture, negli anni 70, dirà prima erano articoli che sono usciti negli anni 50 e parlava di una ricerca di una scrittura bianca e di un grado zero di letteratura, una scrittura senza forma che non si rialea a un ambito sociale, a un'ideologia, a una storia. E aveva dato per esempio l'esempio di Camus, d'Albert Camus, e di sa scrittura pura e schietta, che era una ricerca di francassi, di dominazione dell'ideologia, dell'unità ideologica borghese francese, che era nella letteratura e tutte le forme di creazione da XVIII.
E pur, secondo Barth, è stato un fiasco perché non possiamo mica vantarsi di ciò che noi siamo. È una scrittura bianca, una scrittura, un grado zero di letteratura, non esiste mica. Perché mandiamo segni, qualsiasi forma che ci appiccica e ci costringe a un ambito sociale eh, di modo, di modo volontario o no. Allora, eh, quando scrive di un atto di una scelta che rispecchia ciò che è lo scrittore. L'idea di un narratore neutro in tutto, che sarebbe solo un commentatore di l'azione, un po' mica esiste, e per esempio possiamo domandarsi perché un scrittore come René Char ha potuto scrivere in macchia durante la guerra, o perché uno ha da scrivere in corso quando certi se ne ridono, per esempio come lo dice a Marco Biancarelli in Cosmogonia, o spiegava il fatto che lo scrivessi in corso era certe volte un oggetto di risa. E una reazione, qualsiasi reazione, deve nascere una reazione in un pubblico, che la sia gioia, odio, felicità o anche risa. E tanto per portare sempre ai fondamenti, io, scrittore, scrive per farsi piacere e per migliorarsi, per diventare più forte e più aggalabato, ma dopo giunto lo scritto e l'oggetto contiene valori diversi che saranno capiti di modo differente da gente e dal pubblico. Di una natura dell'uomo di sparte e di spargesi, come l'acqua che falla o come piaghe che tombano, ma a spesso sarà naturale per lo scrittore, per il creatore, di voler parte ciò che l'ha fatto e tanto di più il rischio di essere capito male e di affrontare il pericolo di reazione di un pubblico. E pessoa, torna pessoa aggiustava dopo la prima certata. Se ciò che scrivo non è un libro di viaggiatore poi riletto qualche giorno da striga a me distrae sarà una buona, se li non lo leggono o se non ci scontrano di un piacere sarà una buona la stessa. Tanto nasce con la creazione e lo spuntare dell'opera in un mondo visivo, una legge tra un scrittore, l'opera e il lettore che avrà conseguenze che avrà il creatore e un po' mica maestra invece che quando lo scrivia aveva manco questa possibilità di decidere di ciò che sarà e ciò che non sarà mica. Allora, tanto Barth parlava di scrittori che hanno cercato di scrivere in una scrittura senza letteratura, una scrittura bianca, ma c'è di no a domanda in alea tra il lettore e lo scrittore, a domanda di alea tra ciò che lo può essere un scrittore senza opera, vuol dire che chi sia chi scrive, ma che non è mica pubblicato o chi è pubblicato ma non è mica letto. E quando è uscito il libro, in un caso di un scrittore, c'è un'azione che si fa da un lettore, quello di lettura, e possiamo anche immaginare un lettore che caceria più di un'opera, che ciò che l'ha voluto mettere un scrittore pessimo,
certe volte possiamo leggere libri che non sono mica interessanti, ma il lettore può raggracciare di più che ciò che lo scrittore ha voluto mettere. E non t'as l'atout di lettura, Barthes dit la société devrait admettre qu'un livre n'est pas fait pour être lu en entier, car c'est ce qu'il se passe. On croit que tout ce qu'on écrit sera intégralement lu. Savoir écrire, c'est peut-être savoir disposer dans son écrit de plages qui seront moins importantes et peut-être ne seront pas lues. E tanto c'è l'idea di pensare a un lettore quando non scriviamo, se è una buona o no. Avevamo da scrivere per noi, franchendosi di regole sociali e tanto forse da andare più lontano e prendendo il rischio di andare in certi ambi proibiti di un pensamento, o c'è l'esempio, o possiamo di no, domandarsi se non è mica meglio di pensare a un lettore e d'avviarlo senza avanzare il suo pensamento, ma cercare di avviarlo come lo va quello che vuole tracciare un percorso senza imporre di no reazioni di viaggiatori. D'altronde, non c'è un fatto di scrittura, Henri Miller, che ribomba assai non ciò che lo diceva prima, c'era assai ironia in sua scrittura in generale, domandava, posso essere un scrittore senza scrivere? Non è. E tanto questa ironia che non li conosciamo pone qui a domanda di realtà di un scrittore che non scrive, di un scrittore che non pubblica, un scrittore senza lettori, un scrittore senza opera materializzata. E forse quello che scrive ma non pubblica mica è solo un sognatore appena più organizzato che l'altro, è quello che ha cercato di scrivere le sue idee, i suoi sogni e di metterli in ordine, ma un più amico rischio di perdere il potere non t'ha si sogni, giusto appunto, spartendoli. La scrittura è un modo di comunicare in diretto e ci permette di dire ciò che non possiamo o non vogliamo dire di modo spontaneo e di un comunicato che protegge di noi perché è più travagliato e più ammaestrato che una forma di comunicare più naturale, fatale, così. Ma di non un comunicato che responsabilizza perché zuccato in un marmaro stampato d'inchiostro una parola ad affermare quando le parole dette all'aria, lampate all'aria così spesso spariscono anche se le so dure o cattive parole. E questa difficoltà di farsi capisce da un lettore e di più risico presenta un pericolo per lo scrittore perché sarà tenuto responsabile mica di ciò che l'ha scritto, ma di ciò che è stato capito di suoi scritti. E allora, ho spiegato a Barthes dicendo tutta frase è un engagement. Mette in ballo la sua responsabilità allo scrittore e se un scrittore di prima trinca domanda coraggio e fiato perché spesso vogliamo dire cose che non sono mica pronte a essere intese. E tutti i scrittori, ma io ho una bella parte o manco di scrittori, ma io di storia di letteratura, sono gente che hanno avanzato corsi di idee che sono naturali per noi, ma ritando erano visti come insupportabili da gente. E per portare la scrittura in corso di un ingaggiamento, come lo diceva Barthes, di un ingaggiamento culturale perché è una scelta di promuovere una lingua
con valore politico e culturale particolare, o manco in de noi, ma di noi, come lo diceva Marco Biancarelli, corrisponde a una forma di sacrificio personale, perché scrive in corso di noi, Francassi, la possibilità di vendere e di fare commercio di uso lavoro. E poi c'è di nuovo una legge storica e identitaria, lo spiega assai Renato Gotti, ma non voglio mica allargare tanto questo soggetto perché sarebbe troppo lungo. Ste radio piuttosto a considerazione più terrena di Biancarelli e di Barthes. E lo scrittore, quando l'ha reso pubblico i suoi scritti, perde la maestria, la possibilità di correggersi e l'opera entra in un fiume di un sistema sociale e economico che non è mica ammaestrato, non può mica essere ammaestrato da un scrittore. Le fait d'être reconnu, c'est très important. Il est nécessaire d'être reconnu, ça fait du bien, ça fait travailler. Ça n'est pas du tout négligeable. Ce serait ridicule d'adopter une sorte d'attitude de philosophe stoïque et vertueux à l'égard de la reconnaissance que l'on pourrait recevoir d'un public ou d'un groupe d'intellectuels. Le fait d'écrire et de publier a supposé que publier est là devenir normal, le devenir normal de l'écriture. Cela veut dire qu'on entre dans un ensemble de métiers dont d'autres sont solidaires. Allora, di Barthes che dice è contrarié di ad una certa forma a sua idea l'idea soia di scrivere per nonda, di scrivere per un piacere di provarsela, perché in questo senso scrivere non è più un'attività per nonda di un mistero come tutti i misteri. E tanto quello che scrive, ma un franca mica tappa di pubblicare, è semplicemente un amatore, che sia chi scrive come certi suonano la chitarra a domenica e può essere talentato assai, ma senza confrontarsi alla realtà dell'edizione di questo commercio e di questo mondo socio-economico dell'economia, della letteratura, non è un professionale, non può mica rivendicarsi come scrittore. Per esempio, se voi scrivete dei romanzi, ma che non sono mica pubblicati, non potete mica di modo sincero di radio pretendere essere un scrittore e quando si ha gente bisogna che fate in vita, non potete mica rispondere io sono un scrittore, perché non è mica un'attività che è considerata a un livello sociale come un'attività professionale, tanto non è mica qualcosa di serio. E poi c'è di nuovo una professionalizzazione della scrittura, l'idea di competizione. La competizione va a crescere un livello, di qualcosa di naturale, e tanto il fatto che l'esigenza sia alta domanda a tutti quelli di un mondo letterario, scrittori e editori, di proporre opere di qualità più alta possibile e è per questo che quello che scrive senza pubblicare non potrà mica valutare la qualità data dall'altri al suo lavoro. E tanto userà un solo a mettersi una nota e di qualcosa che non possiamo mica cercare al principio, ma di no qualcosa che avremo da ricercare perché l'avviso di Lastri o pare di Lastri forse sarà più oggettivo che il nostro, non ciò che abbiamo fatto. C'è una ricercatore algeriana, franco-algeriana, assai interessante perché scrive nanta letterature minorizzate, si chiama Kautar Archi
et dice rechercher sa place et que cette place soit perçue comme juste, quoi de plus légitime en vérité. Chaque individu recherche dans sa relation à autrui une forme de justification de son existence. Tando ma urtare i fondamenti che avevamo posto al principio, quello di scrivere per il piacere, scrivere per farsi più forte, per migliorarsi. E qui ci dicono chi vuole essere riconosciuto è un bisogno naturale di noi e possiamo domandarsi se si bisogni certe volte non sono mica opposti e contrari. Allora, uno dei problemi che ha voglia di riconoscenza è l'obbligazione per essere diffuso da dupra codici di un mondo socio-economico che noi ricerchiamo di conquistare. E tanto in Francia, se voi volete scrivere, se voi volete far parte di un... se voi volete pubblicare ben dei libri e potete giungere a un livello di scrittore professionale, c'è la passa per Parigi e per passare per via dell'unità ideologica borghese che lo mintuava Barthes. E tanto per quello che è allontanato di modo naturale da questa ideologia, come noi siamo per esempio in Corsica, ma di noi in parecchi luoghi più vicini da Parigi, cioè a travestirsi e a mascherarsi, ed è una maschera che può essere appena pericolosa perché domanda di tramontarsi in qualcosa che non siamo mica. C'è due esempi assai interessanti, sa volontà di essere professionalizzati e di guadagnare la sua vita, di guadagnare due soldi, lavorando in opere di creazione, ricucendo a tempo questa ideologia unica borghese. C'è per esempio Michel Houellebecq o Joe Starr. Sono due figure assai interessanti perché Michel Houellebecq e Joe Starr sono due contestatori della nate 90, uno che rappresentava un macho, l'uomo bianco di classe mezze, nato in dei 30 gloriose, che campa in una miseria economica e sessuale, e poi Joe Starr, che è un rappresentante di queste popolazioni di banlieue francese, che li campano in un mondo di miseria economica e sociale. E al principio tutti e due erano contestatori maggiori di l'ideologia borghese e parigina, e poi a poco, senza cambiare il suo discorso, si sono ficcati in un mondo mediatico e in un mondo mediatico tenuto giusto appunto da questa borghesia parigina, e in una certa maniera hanno fatto il contrario di ciò che li pretendevano al principio. Come si sappi che i denti sono stati limati, possono sempre morsicare, ma un veleno non si sparte mica, perché passano in un ruolo che non conosciamo per Houellebecq di un scrittore schifoso che non cerca manco a considerare i codici di comunicazione mediatica e che per esempio aveva voglia di rendere non dai giornalisti che lo scontra, ma in verità fa parte di un gioco, e di come Joe Starr hanno perso
questa energia prima e sono stati sdrutti in un ambito mediatico che è più forte che egli e al di là di egli. Affidarsi sul pensamento borghese ad asbia di sicuro il pensamento dell'artista, soprattutto se lo si vuole contradditore. L'artista si vende e perde usuccio che lo vede unico. E per questo che è difficile di tenere in opere un discorso allontanato di uso modo di vita. Quelli che fanno il contrario non sono più credibili ed è giusto appunto ciò che li fanno sta gente che la sia Joe Star o Michel Houellebecq o parecchi altri che fanno niente di contraddire e doppone sia un sistema quando in verità sono al centro. E l'unico scrittori che si permettono di non partecipare mica a chi ricusano la mediatizzazione eppure hanno un successo commerciale assai importante, so per esempio Leclésio, Quignard e Modiano, e questi tre scrittori hanno come particolarità di essere in un certo modo a agime dell'unità del pensamento borghese perché sono tutti in una sola lingua e in una sola riflessione prodotti, ma i prodotti più talentati e più futtivi di Geraio di questo modo di pensare parigino e di un Parigi particolare perché è quello di borghesia. Tanto, bon, spero che non aver mica essere troppo scugito perché certe volte diranno qualcosa di... ma ho cercato di essere appena più... di realizzare appena tutto questo. Ma ciò che voglio dire per ripiare al principio è che il progetto di scrittura è qualcosa, secondo me, d'ambivalente in un senso che facciamo qualcosa di solitario perché fa pro, perché di un piacere e un bisogno naturale, eppure a poco c'è ma entra in un ambito socio-economico che può essere assai allontanato di ciò che noi siamo e tanto abbiamo dato questa scelta di essere o marginalizzato ma stendo e continuando in un nostro progetto personale di sviluppo identitario o possiamo accettare di entrare in un mondo che le regole di suo mondo non sono mica nostre e possono pare certe volte anche pericolose perché c'è una domanda di estesi di certi vestiti che non sono mica i nostri. Ecco. Mi è piaciuto o no? Certe volte era complicato, no? Era complicato certe volte, no? Era complicato certe volte, no? No? Era semplice. Penso sono stata appena sfuggito, ma No, manca appena. a Zapia perché era ricchissimo e interessantissimo e veramente ci siamo manca appena annoiati. Solo che hai portato la riflessione a un livello altissimo e con una documentazione ricca, diligiosa, che ne avevamo di sicuro da andare a filigare, a controllare, a verificare ogni volta che lo ci sarà possibile.
ma in tutte le maniere di già penso che tu hai messo le cose a un livello, diciamo, intellettuale e critico che è proprio di qualità e che c'è da io. A difficoltà che mi pare importante per reagire, è di far rivelare, diciamo, questa riflessione, che è una riflessione altissima e generale, a un livello che è quello che ci primoreggia a noi, che pensiamo a letteratura corsa e a letteratura in lingua corsa e che pensiamo a su dibattito che c'è sempre di noi, poi se non è più agudo, se non è più scatenato come forse in anni che tu hai ammentato, e che è a scelta di scrittura, a scelta di finalmente l'attitudine. È assai importante ciò che tu ci hai detto, non t'ha, a differenza che tu hai fatto tra o scrive e o scritto, tra un processo dinamico, diciamo, di scrittura che è a tempo espressione ma anche sa capito posizione di l'identità individuale di un scrittore, diventa l'atto di scrivere, diventa un suo destinatario, diciamo, che è un lettore possibile, improbabile, ma possibile, sempre possibile, in tutti i casi ancora amato, poco so penso di un pubblicare mica. C'è qualcosa così che c'è qualcosa assai misterioso. Come può essere, la prima domanda che ti faccio io, come può essere l'attitudine di quello che scrive ma con pubblica di amica? Come può essere diventa un lettore eventuale, secondo ciò che ho capito, stabilito da un fatto stesso che scrivo, scrivo, c'è un lettore, invece che un conto mica è pubblicato, un conto mica è va bene, uno scrive, dunque so che non ci sarà mica. Secondo me ci sarà una differenza perché è difficile assai di essere onesto in generale, di essere onesto non tra i nostri intimi, gli intimi i più personali. I scritti sono stati oggetti di scandalo, sono sempre stati quelli che mi trovavano soggetti tabù in una società. E certe volte è difficile assai di non essere onesto con se stesso e di scrivere perché possiamo pensare a certi affari che femminile non aveva manco visto passare in la nostra mente, quando in verità abbiamo avuto certi intimi esteri che ci paiono difficili da assumere, ma che sono stati. Tanto quello che volerà quantunque scrive e metta o scritto si dé piatate e oggetti di vergogna, in un certo modo, sarà più semplice per lui di scriverli in un giornale, in un diario intimo, che non sarà mai letto, che di scriverli con a volontà un giorno di essere pubblicato. Eppure, per questa codicia che essere un gran scrittore, secondo me, domanda coraggio e fiato, perché sono quelli che sono stati al di là di vergogna e che hanno palesato, in fin di conto, sintimi, estri, naturali dell'uomo che tutto il mondo usa, ma non palesa,
che sono stati quelli che hanno smacciato appena i chiassi di un pensamento, di cultura e di condizione umana, di non uno di oggetti della letteratura. Grazie. Bon, io avrei un'epoca di domande a fatti e un'epoca di riflessione a fare, ma sarà forse un'altra volta l'occasione, perché non voglio mica monopolizzare la parola. Ci sono domande e reazioni? Allora, quelle che si lampa. Allora. No. Filippa, penso che tu hai reagito più di una volta, no? A ciò che è stato detto in te stesso. Allora, se tu puoi venire qui, mentre che tu vieni, io faccio una domanda foglia a foglia. Appresso un lettore, un scrittore in lingua corsa. Chissà che non avrà mica lettori, ma sarà comunque conosciuto assai. Avrà una gloria tanto più forte che non sarà mica letto. Diremmo che la sua conoscenza sarà, invece di essere una conoscenza provata da, diremmo, la lettura, l'atto verificatorio di lettura, sarà semplicemente un suo nome popolarizzato come dimettiamo Santo Casanova. Qual è che ha letto Santo Casanova e poi Santo Casanova è un autore che ha una nomina tamanta e quasi nessuno l'ha letto. Allora, rispondimi a questo perché dopo non reagisco più e Filippano in frattempo venerà. Non t'ha suggetto, quelli a fortuna e a gabbia di un scrittore in lingua corsa o in lingue minorizzate e pogolette, perché a fortuna, perché possiamo scrivere e essere pubblicati e essere conosciuti come scrittore, giusto appunto, e di ciò che non vogliamo di modo più facile, perché c'è credo di un parere proprio meglio che la nostra società c'è assai censura, c'è certi temi che non possono mica essere abinti senza fare assai attenzione a non ciò che noi diciamo. E scrivendo in corso, questa domanda non si pone meno perché il fatto che iscritti non saranno mica letti fuori di Corsica e anche in Corsica da un numero di lettori minimo, fa che possiamo essere più onesti e franchi senza avere paura di essere giudicato o di essere capito male. E di agappia perché non permette mica, giusto appunto, a un scrittore che voleria sparte di ciò che l'ha fatto e avere una riconoscenza legittima, come lo dice Marco Biancarel, perché lui ha fatto un passo assai interessante, partendo da una scrittura in corso, parlando di Corsica e di temi nostri e attuali, e ora è passata al francese, prima parlando di Corsica, e ora ha asciutto un libro poco fa che parla di una rivolta, mi si pare, di marinari australiani 300 anni fa, tanto ha fatto un passo contrario e differente perché l'ha palisato. C'è di noi una ricerca di riconoscenza, di successo commerciale e critico di uso lavoro perché scrive di non lavorare e tanto lui pensa che è legittimo di ricercare questo successo. Ecco.
io devo solo mi pare, per me potremmo essere un scrittore senza essere professionale, perché a parte da un momento che noi consideriamo che un scrittore è un artista, allora non ha mica bisogno di essere un professionale, perché quando noi parliamo, per esempio, di qualche sia chi disegna o chi pigna, si dice che è un artista e non ha mica bisogno di avere una riconoscenza dell'altro mondo. Tanto non vedo mica perché non sarebbe mica la stessa affare per un scrittore. Oggi c'è questo problema maggiore di dire che un scrittore deve essere professionale e non avere che come mestiere. E io direi che non sono mica completamente d'accordo con questo, perché per me si può scrivere e considerarsi come scrittore anche pure senza pubblicare. A parte da un momento che io scrivo tutti i giorni, sono un scrittore. Allora, c'è un scrittore assai interessante, l'abbiamo trovato oggi, Fernando Pessoa. Allora, Fernando Pessoa, per quelli che non lo conoscono mica, è un scrittore portoghese di un principio di XX e che era conosciuto in un mondo intellettuale di Lisbona, di un principio di un secolo. Era un giornalista, era considerato dai suoi pari come che sia assai intelligente, assai astuto e assai attalentato di petto a scrittura, ma non ha mai pubblicato o quasi mai nella sua vita. E quando è morto hanno trovato una gascia, un baule, in dove hanno trovato una centinaia di manoscritti, in dove hanno cacciato certe opere maggiori di letteratura di XX, come per esempio il libro di l'intranquillità, che è qualcosa che si assomiglia a nulla, è veramente stato un'opera rivoluzionaria. Quando è uscita negli anni 70-80, e lui l'aveva pubblicato e l'aveva scritto 50 anni prima. Tanto a domanda di sapere se per esempio Fernando Pessoa era un scrittore quando lo scrivia senza mai essere pubblicato e essendo letto poco perché mandava certi testi ai amici ma mica di più, non si pone mica. Bella sicura che era un scrittore, che era un scrittore di una qualità tremenda. Ma dopo avere domanda e di sapere ciò che lui voleva, un scrittore e un creatore, con la sua opera, e c'è di non la fare di usudore. Era una scelta di Pessoa, non è mica pubblicato, perché aveva questa possibilità di essere pubblicato tanto, non è mai stato ricusato da editori, perché tutti gli editori portoghesi di tanto erano amici suoi. E quando Barthes dice gli stesso, c'est une activité pour rien, scrive per nulla, vabbè, ma per scegliere di una scelta, non è mica pubblicato di ricusare la pubblicazione, e tanto la comunicazione ciò che abbiamo fatto, di comunque penso assai difficile per un uomo normale, perché di un lavoro ambizioso di scrivere. Possiamo scrivere così alla lettera, ogni tanto scrivendo un poema per farsi piacere, e di un'attività di scrittura, e quello che scrive di un scrittore, come quello che corre, che è quello che piglia essere un pittore, un poema mica contrasta non ta que, ma per esempio quello che vuole scrivere un'opera maggiore, come l'ha fatto per il libro di l'intranquillità, di centinaia di pagine con una riflessione maggiore che è assai pisiva e tanto domanda sudore e dedicazione perché piace assai tempo per giungere a suo livello di perfezione, e quando il lavoro è finito non cerca mica di essere
di riconosciuto e riconosciuto per ciò che l'ha fatto, penso che sia qualcosa di assai difficile e che può essere assai doloroso in un certo modo, come un sacrificio. Quando Marco Biancarelli parla di un sacrificio di quello che sceglie di scrivere in corso, è verità di una certa maniera, perché sa che il suo lavoro non sarà ciò che lo gaccerà di uso lavoro sarà deve farsi piacere, deve passare una stonda a sfruttare di una passione, ma che non sarà nulla di più a un livello sociale. E l'arte di noi è di un'attività sociale e penso che è legittimo che chi sia che scrivessi cercheria di gacciare un profitto personale senza parlare di un profitto finanziario, ma manco un profitto sociale. Ecco.